Oggi parliamo di ambiente e della sua correlazione con la salute. Parliamo di foresta, dei suoi benefici sul nostro corpo. Infatti martedì 30 agosto si terrà un'iniziativa alla Colonia Alpina Sacro Cuore a Fusine a cura dell'Associazione Allergie e Pneumopatie Infantili di Udine. Allora, noi abbiamo qui oggi il pneumologo Mario Canciani, allergo-pneumologo, sottolineo. Va bene. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, ci puoi innanzitutto presentare questo tipo di iniziativa, poi cari telespettatori parleremo anche, siccome siamo vicini alle scuole, parleremo anche della correlazione delle malattie infettive sui ragazzi, perché questo è un tema a cuore soprattutto dei genitori, Esatto. Mamme, nonni e figli che devono tenere i ragazzi, devono stare attenti affinché vadano a scuola il più frequentemente possibile. Sì. Canciani, ci può presentare questo tipo di iniziativa? Sì, questa è un'iniziativa che fa parte di un progetto Interreg Italia-Austria. E ci sono dei comuni della regione Paularo, Moggio e Udinese e della Lesachtal in Austria, in Carinzia, diciamo che vogliono valutare i benefici del respirare l'aria del bosco. Indirettamente noi siamo stati coinvolti come associazione di problemi respiratori per le nostre ricerche che avevamo fatto anni fa. Sì. Sia in montagna sia inavvertitamente, cioè non sapevamo bene che facevamo la foresoterapia, però ci eravamo accorti facendo delle analisi approfondite, valutando anche le cellule polmonari, che i bambini, quella volta erano bambini, stavano meglio quando stavano nel bosco. Una sorta di pionieri praticamente. Sì, poi, pionieri non per caso ma non troppo. Esatto. Ecco. E poi abbiamo ripetuto l'esperienza nelle valli del Natisone e anche lì con un gruppo di una decina di pazienti, anche lì avevamo notato questo beneficio. Bene, ora questo progetto, visto anche questi cambiamenti climatici, questa alterazione del clima, è stato ripreso, è uno dei caposaldi dell'Unione Europea, per cui diciamo, ci hanno chiesto di portare il nostro know-how, tutte le nostre conoscenze, le nostre pubblicazioni. Abbiamo fatto dei lavori pubblicati sulle più grosse riviste mediche internazionali, diciamo, in modo da divulgare questa esperienza e soprattutto anche ricaduta economica per la nostra regione. Già, perché immaginiamo valorizzazione delle foreste vuol dire anche valorizzazione di alcune nicchie, di alcune vallate, del turismo e quindi è una ricaduta economica, no? Senta, io ho letto questa forestoterapia, adesso non so se lo dico in maniera giusta, o forest buffing, l'immersione, il bagno cosiddetto all'interno della foresta, no? Ci può spiegare un po' che cosa si tratta esattamente? Tutto parte dal principio che il vegetale non può scappare dal nemico, quindi in presenza di un incendio, di un'aggressione di un animale, di un'aggressione di un batterio, di un virus, se ne sta lì fermo. E cosa ha elaborato? Nell'evoluzione ha elaborato dei principi difensivi che noi non abbiamo. Ecco perché traiamo gran parte dei farmaci, vitamine, antibiotici, antifungini, antitumorali dai vegetali. Eccoci. E diciamo nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi 30 anni, specialmente i colleghi giapponesi si sono accorti che le persone che facevano questi percorsi nei boschi avevano un miglioramento della situazione cardiocircolatoria, quindi calo della pressione, calo della tachicardia, del battito veloce, dell'aritmia, ma anche un benessere respiratorio. Hanno cercato di individuare qual era il motivo. È chiaro che se uno va in un ambiente bello, rilassante, pulito, diciamo sta meglio. Però la dimostrazione poi è stata che la gran parte del merito è dei terpeni. Sono delle sostanze che si trovano nella corteccia dei vegetali e che appunto servono a difenderli dagli aggressori. E questi hanno un effetto benefico sul sistema cardiocircolatorio nostro e anche respiratorio. Praticamente sarebbero responsabili di una parte dell'odore del bosco. Quando si va a camminare in un bosco, ancora di più in una foresta, si sente quell'odore, no? Che uno pensa siano muschi, eccetera. È tutto insieme, l'umidità, eccetera. Però i terpeni sono la gran parte del beneficio, ecco, quelli che danno più beneficio. Ecco, allora sulla scorta di questi dati
e diciamo, abbiamo iniziato anche noi 5 anni fa questa esperienza codificata, perché prima la facevamo senza saperlo. Ma che tipo di benefici avete trovato? Avete Ecco, utilizzato... perché una cosa è fare questi studi e dire ma sì, mi sono trovato bene, sto Esatto. bene, eccetera. Poi bisogna andare sui dati di fatto. Bravissimo, perché c'è l'effetto placebo, ma non solo per il paziente, anche per il medico. Se io sono convinto, come io che sono ecologista, che stare nella natura fa bene, per me tutto quello che è naturale vuol dire star bene. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un gruppo di pazienti che se ne stavano fermi, e un gruppo di pazienti che stavano nelle loro abitazioni, un gruppo di pazienti che facevano questa forestoterapia, queste camminate. E poi li abbiamo confrontati. I pazienti sono stati scelti dal computer, quindi non è che uno, ma sì, mettiamo questo, mettiamo quello, eccetera, per evitare l'effetto umano. Alla fine di questa esperienza abbiamo valutato, prima e dopo, abbiamo valutato dei parametri respiratori, non solo la visita, non solo la spirometria, ma anche un gas particolare che si trova nei bronchi e che mi dà un segnale di infiammazione dei bronchi, si chiama l'ossido nitrico esalato. Questo è un marcatore che è alterato prima della spirometria, prima della visita, addirittura prima che uno si senta male. E quindi diciamo, abbiamo fatto queste correlazioni e abbiamo visto che chi faceva queste camminate nel bosco aveva un beneficio già dopo qualche giorno. Camminate frequenti comunque, cioè sì, una terapia che bisogna fare frequentemente, sì, cioè, più o meno quanto? Allora, sarebbe consigliato almeno 2 ore al giorno e almeno una settimana, ma almeno 2 ore. Più si sta, meglio è. Naturalmente non bisogna eccedere. Cioè far troppo anche, soprattutto facendo troppa attività fisica, troppo forte, questo vanifica l'effetto. Quindi è una cosa rilassante, in pace con se stessi e con l'ambiente, anche diciamo, pensando alle varie cose, meditando, che fa molto bene. Difatti si è visto, specialmente i giapponesi che sono più inclini a questa introspezione, hanno visto che anche funziona come una specie di meditazione. No, già fa venire in meditazione questa bella immagine che ci sta facendo vedere Francesco Snidero durante questa specie di intervista. Tutte le foreste vanno bene? Tutti i posti? Ecco, questa è una Oppure domanda, bisogna scegliere? Questa è una domanda giusta. Sulla base dei dati giapponesi abbiamo cercato di capire se erano più o meno... Voi avete cominciato dalle valli del Natisone, mi viene da chiedere se vanno del Natisone e poi alla fine portano quei benefici sperati, e adesso mi viene in mente Fusine, perché Fusine? Sì, allora valli del Natisone perché? Prima di tutto perché sono isolate, non c'è traffico. Io ho portato gli strumenti per misurare gli inquinanti, pensate, partivo da Udine che avevano 40-50 di polveri sottili, arrivavo lì che il segnale... se va bene. Il segnale 40-50 se va bene, non nel sì. periodo... Sì, no, non nel periodo... Ma dicevo quando facevo lo studio, quando facevo lo studio. Arrivavo lì, 1, 2, dovevo resettare continuamente lo strumento perché mi sembrava che non funzionasse. Quindi diciamo non ci sono inquinanti, i pollini sono ridotti, gli acari sono ridotti, abbiamo cercato anche gli acari, sono molto di meno che a Udine, e poi c'è una grandissima percentuale di alberi, cioè non ci sono coltivazioni estensive, non ci sono prati, sono molto modesti, quindi diciamo l'alto fusto che diciamo, produce tanto più ossigeno e attrae molta più anidride carbonica, sono molti di più. E poi c'è un microclima legato al fatto che viene colpito dalla bora, perché proprio entra direttamente. Infatti c'è sempre aria nelle valli. Anche potrebbe fare un ottimo spot per la Valle del Natisone, perché spesso si parla delle piste ciclabili o dei monti o dei paesaggi, però alla fine l'aspetto salubre della salute non viene mai fuori, quanto lei ci sta raccontando in questo momento. Ma questo anche delle ciclabili, per esempio noi domenica 11 saremo da Kranjska Gora a Mojstrana, che è una zona diciamo lì, con gli asmatici per esempio. Ecco, quindi facciamo questa biciclettata, quindi praticamente ogni settimana facciamo un'attività. Quindi a Valle del Natisone questo. Perché Fusine?
Fusine, noi siamo andati come associazione e come studi, per 10 anni abbiamo fatto a Sauris, poi purtroppo Sauris la struttura, sia come numero di persone che continuavano ad aumentare, sia la struttura non era adatta, non veniva sistemata, per cui ogni anno avevamo qualche problema con l'acqua. È un peccato perché Sauris ha un microclima particolare. Sì, abbiamo trovato anche lì che a Sauris, perché io prima di portare le persone faccio delle ricerche anche per anni. Per esempio a Fusine sono andato 3 anni a fare dei campionamenti dell'aria, degli acari, dei pollini, eccetera. E poi diciamo, abbiamo avuto questa opportunità di questa ex caserma della Finanza che è stata messa a posto completamente e non è entrato mai nessuno, però è stata ceduta al comune di Tarvisio, il quale l'ha ceduta alla parrocchia Sacro Cuore di Lignano, la quale poi la affitta a vari gruppi che ne hanno bisogno. È una struttura molto nuova, funzionale, funziona perfettamente tutto, quindi diciamo, e non dimentichiamo che anche a Fusine c'è un microclima particolare. Pensate che anche se non è molto alto, siamo sui 900 metri neanche, però è una conca dove si accumula molto l'aria fredda, è praticamente come essere a 300-400 metri più alti. E questo ha un grosso beneficio perché l'aria più è rarefatta, più attira le secrezioni. Allora, dottore, un attimo di pazienza, andiamo in pubblicità, lo dico anche a voi telespettatori, poi riprendiamo perché, io avevo detto, volevo sapere un po' sulla questione dei bambini e delle scuole, l'occasione è anche giusta in questo momento avere Canciani qua per parlare anche del post-Covid, perché Covid, l'emergenza forse sanitaria sarà finita, però c'è il long Covid, post-Covid, insomma, che sempre incombe sulla nostra salute. Pubblicità. Eccoci nuovamente in collegamento, screenshot, questa puntata è dedicata all'ambiente e alla salute, vicino a me Mario Canciani, allergopneumologo, peraltro questo convegno che abbiamo presentato prima, al 30 di agosto, che ci sarà la colonia alpina Sacro Cuore a Fusine, in cui si parla della forestoterapia a cura di questa associazione Allergie e Pneumopatie Infantili Udine che se non sbaglio compie 20 anni, non vorrei dire una stupidità, ecco esatto, io avrei anche questo libro, se posso farlo vedere, dottore, magari non c'è nessuna pubblicità. No, non c'è nessuna pubblicità se non un bel disegno che lo ritrae mentre cura o la ringrazia una bambina, eccolo qua, grazie Francesco, gentilissimo Francesco Snidero, e c'è una bambina che lo ringrazia e dice grazie dottor Canciani che mi ha guarito e ci sono cip degli uccellini evidentemente in mezzo a un paesaggio, una natura, ai monti, no? Esatto. Una guida pratica dice per pazienti, genitori, operatori sociosanitari, no? Perché cosa si può fare, cosa fare con le malattie respiratorie allergiche del bambino, dal bambino all'adulto, ma vi vorrebbe chiedere del bambino. Sì. Diciamo la terapia respiratoria è quella che risente di più come viene fatta. Se io devo prendere una pastiglia, una pillola, o la prendo o non la prendo. La terapia respiratoria invece, da come la faccio, l'efficacia aumenta anche di 10 volte. Se la faccio male, tutto il farmaco che mi resta in bocca non va nei bronchi, viene assorbito, va nel sangue e si deposita nei muscoli e nelle ossa. Quindi diciamo istruire il paziente, perdere tra virgolette tempo su queste cose, su come inalare un farmaco, su come fare un aerosol, su come inalare una polvere, perché la gran parte dei farmaci, specialmente per adolescenti e adulti, sono in polvere. Richiede del tempo, ma richiede anche, dà dei grossi risultati. Per esempio, la gran parte delle persone fa il puff in bocca quando ha l'asma, quando non riesce a respirare. Bene, sapete che se uno non lo fa bene arriva l'1% al bronco, tutto il resto va nel sangue. Difatti il primo segno è che il paziente comincia a tremare, vuol dire che è andato nel sangue, è andato nel cuore e provoca questi tremori. Tachicardia, cioè il cuore che batte più veloce, aritmie, aumento della pressione. Quindi con questo testo abbiamo cercato di dare delle informazioni con molte figure, in modo che sia chiaro, che resti la memoria visiva, appunto su come si fa questa terapia respiratoria. Ecco.
Senta, dottore, io volevo chiedere, questo long Covid di cui tanto si parla, lei ha persone che sì, sta curando in anche questo oggi momento? ho visto uno, stamattina. Ecco, Sì. quali sono i sintomi Eh, prevalenti e se c'è da preoccuparsi? allora, devo dire che bisogna dare sempre delle informazioni scientifiche, no? Cioè, bisogna informarsi continuamente attraverso i congressi o le riviste oppure via web, naturalmente nei siti ufficiali. Ecco, diciamo, non sappiamo ancora completamente i dati, perché? Perché ci sarà bisogno, questo long Covid appunto, sono sintomi dopo la malattia, non sappiamo perché certe persone le fanno di più, certe di meno. Per esempio, non è detto che chi fa una forma grave di Covid, che magari rischia di morire, poi abbia il long Covid. Dipende dalle nostre difese immunitarie. Sembra che chi ha buone difese, un buon sistema immunitario, quindi si difende bene, anche troppo, faccia più danno, perché praticamente non riesce a fermare questa cascata di difese che alla fine si abbatte contro il Ma quando è nostro che deve organismo. preoccuparsi, Ecco, dicendo? i sintomi sono aspecifici, non sono tanto respiratori, ma diciamo stanchezza cronica, difficoltà a concentrarsi, un po' di tossetta ogni tanto, un po' di catarro, un po' di difficoltà a respirare, difficoltà a concentrarsi anche, non essere tanto attivi, tanto svegli. Ecco. Sono dei sintomi aspecifici che però diciamo, vanno tenuti sotto controllo. Terapie non ce ne sono, Sì. almeno che non ci siano dei danni preesistenti. Per esempio chi ha un problema di reni, tutte le malattie croniche, sulle malattie croniche il long Covid peggiora la situazione, tende a peggiorare, non è detto al 100%, ma tende. Ecco, lì bisogna naturalmente fare le cure specifiche, ma cure diciamo proprio ad hoc per curare il long Covid non ce ne sono, bisogna tenere sotto controllo l'organismo. Io mi sono trovato bene, e anche oggi a questa persona ho proposto, è una miscela di antiossidanti, vitamine e degli immunostimolatori naturali che è stata proprio preparata per questi pazienti. Purtroppo non si può fare pubblicità e Sì, quindi non certo. posso dire il nome, Lo so. però diciamo, ho notato in questi quasi 2 anni che diverse persone hanno avuto un miglioramento, non solo io ma anche la letteratura, cioè studi più grossi su un maggior numero di pazienti hanno notato un beneficio. Naturalmente questi sono degli aiuti, come dicevo prima non ci sono cure specifiche, si è parlato tanto di ozono e poi si è visto che non serve a niente. Per esempio, se vi ricordate 2 anni fa, eccetera, si è parlato molto di altre terapie diciamo, che agivano sul sistema immunitario e poi si è visto che anticoagulanti, eccetera, quindi non esistono cure, perché diciamo, sembra al giorno d'oggi, al 24 agosto 2022, che sia un problema del nostro organismo, non tanto del Covid. Ho capito. Senta, parlavo prima, appunto, l'avevo annunciato, adesso c'è la ripresa delle scuole, si fanno ingrandire, mascherine no, mascherine sì, stesse disposizioni di prima, stesse disposizioni oppure no, perché sappiamo che la scuola è una delle quelle che ha pagato di più alla fine, no? Cosa devono stare attenti i genitori in questo momento, a livello di... Al rientro a scuola, gli assembramenti. Faccio l'esempio, noi non abbiamo, anche con questi soggiorni che facciamo in montagna, non abbiamo mai smesso neanche durante il primo e secondo lockdown e non abbiamo avuto nessun infetto, nessuno, perché la nostra regola era stai sul giro d'aria, anche col freddo, dove c'è giro d'aria, dove l'aria si muove, la concentrazione del coronavirus cala tantissimo. Quando si va sotto una certa concentrazione il virus non riesce a far male. Magari ci infettiamo ma non ci ammaliamo. Quindi il più possibile evitare di stare insieme, evitare di stare in luoghi chiusi, evitare di stare nei luoghi chiusi non ventilati. La ventilazione ha un grosso
merito in tutte le patologie. Abbiamo fatto uno studio per conto dell'Unione Europea e Udine è stata una delle 5 città scelte dall'Unione Europea per fare questi studi qualche anno fa. E abbiamo visto, e soprattutto i colleghi di Uppsala, svedesi, si meravigliavano che le scuole di Udine non venivano ventilate. Parlo di qualche anno fa, prima del Covid. Mi pare che sia un mal comune però con il sistema italiano alla fine, la ventilazione, non parliamo solo delle scuole di Udine. No. Chi si è stupito veniva da fuori. Sì, ecco. veniva da fuori. Per loro è essenziale avere un certo numero di ricambio, perché si possono calcolare i ricambi. E mi pare che si sia fatto ancora poco, sì. nonostante i soldi che erano stati promessi. Parlo di tutta Italia. Sì. Senta, dottore, le mascherine bene o male per chi ha allergie? Ah, ecco, è un bene. Okay. È un bene. Abbiamo fatto uno studio su questo anche durante il primo lockdown. Ho fatto uno studio su asmatici lievi, medi, gravi, bronchitici cronici, stessa cosa, e un gruppo di sani, tenendo la mascherina, misurando non solo la saturazione, quindi l'ossigeno, ma misurando l'anidride carbonica. Sono strumenti molto più complessi e questo ho dimostrato che anche i pazienti hanno visto con i loro occhi che non c'era un peggioramento tenendo la mascherina, solo quelli che avevano le forme gravi, ma quello era da aspettarsi, ma né nelle forme lievi né medie non c'erano alterazioni, quindi neanche con attività fisica modesta. Abbiamo provato a fare anche quello, fare un po' di attività fisica, una corsa leggera, neanche quello riesce ad alterare, quindi la mascherina veramente fa bene a noi stessi e fa bene agli altri. Naturalmente nei posti dove appunto c'è maggior rischio, quindi assembramento e, come dicevo prima, mancanza di movimento dell'aria. Sì, le volevo chiedere, facendo una digressione, anche la questione, prima dicevo perché Fusine piuttosto che altri posti, poi mi viene in mente Fusine vicino a Cave del Predil. Esatto. Cave del Predil è una zona insomma mineraria. Esatto, zona mineraria. Ex zona mineraria, comunque ricordata appunto perché è zona mineraria. Abbiamo fatto lì per 8 anni fino al lockdown, perché non è permessa più naturalmente. Questa speleoterapia si chiama, cioè abbiamo studiato anche lì i pazienti, un gruppo andava, un gruppo no, 2 ore al giorno per una settimana. E abbiamo pubblicato anche questi risultati su riviste internazionali, ma siamo stati chiamati anche al congresso internazionale di speleoterapia 2 anni fa a Brno, nella Repubblica Ceca, e anche lì abbiamo notato un miglioramento dei pazienti. Veramente è come un risucchio delle secrezioni. Solo star dentro, anche io che accompagno i pazienti, devo soffiarmi continuamente il naso, perché le secrezioni vengono risucchiate da questi fattori favorevoli che sono la differenza di temperatura, nelle ex miniere sono 9 gradi tutto l'anno, pensate che i nostri bronchi siamo sui 37-38 gradi, quindi quasi 30 gradi di differenza. L'umidità è quasi al 100%, quindi come fare un aerosol, non ci sono inquinanti e non ci sono pollini e acari. Quindi tutti questi fattori fanno sì che speriamo di poterla riprendere, perché veramente anche questo potrebbe essere un grosso richiamo anche economico per la nostra regione. Allora, io ho 30 secondi ancora, le chiedo, ci sarebbero altre domande, ma le chiedo anche, visto che lei ha esercitato un po' di politica, mi fa specie, no? Soprattutto in questo periodo storico, in cui anche ci saranno le votazioni a breve, che si parli spesso di moltissimi temi e sembra quasi sfuggito il tema del Covid e della salute. Non l'ho mai sentito negli ultimi interventi. È vero che adesso la questione del gas e la questione dell'economia dovrebbe tenere banco, poi ce ne sono tantissimi altri insomma, che ne vengono fuori, di più bizzarri alla fine, però quello della salute è proprio come se fosse stato dimenticato. Questo le fa un po', da uomo che ha esercitato anche la politica essendo stato in consiglio comunale, fa un po' specie non sentire parlare di questi temi. Sì, e soprattutto anche come medico, purtroppo quando c'è da tagliare, quando c'è da attirare l'attenzione, eccetera, la salute viene sempre messa da parte, invece sarebbe il miglior investimento. Pensate che un euro investito in prevenzione della salute ti dà 10 euro di vantaggi,
10 euro, quindi è il maggior investimento che uno possa fare economico. Vabbè, Quindi... speriamo insomma che se qualcuno si accorga. Che ci sta anche questo tema, perché sembra quasi che il Covid sia stato 30 anni fa, non 3 mesi fa. Grazie dottor Cancelli per questo suo intervento, buona serata a tutti. Buona serata. A domani, arrivederci.